Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Pellegrini di Speranza, inno del Giubileo. Fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterno d'infinita vita, nel cammino io confino in te. Ogni trova luce nella tua parola, figli e figlie fragili e dispersi sono accolti nel tuo figlio amato. Fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterno d'infinita vita, nel cammino io confido in te. Dio ci guarda tenero e paziente, nasce l'alba d'un futuro nuovo, nuovi cieli, terra fatta nuova, pensa a muri, spirito di vita, fiamma viva della mia speranza, questo canto giunga fino a te, grembo eterno d'infinita vita, nel cammino io confido in te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. In questa settimana per l'unità di preghiera per l'unità dei cristiani affidiamo appunto al Padre questa intenzione, l'intenzione dell'unità, l'unità di tutti i cristiani, ma affidiamo anche l'intenzione dell'unità dei nostri cuori, perché c'è qualcosa che divide le chiese, che divide le persone, che divide anche il nostro cuore, ed è il peccato, il male che ancora abita dentro di noi. Allora chiediamo al Signore di trasformare ciò che ancora ci allontana da questa integrità, da questa unione che il Signore ci viene a portare. Affidiamo al Signore tutto ciò che ancora ci allontana da questa unità, perché possa diventare occasione appunto di misericordia, di perdono, di amore per noi. L'amore di Dio è la fonte dell'unità. Ecco, allora presentiamo al Signore i nostri peccati per fare esperienza di questo amore, perché il Signore possa rendere unito, integro il nostro cuore. Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison. Signore che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo.
Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per il bene degli uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa, egli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo, Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato», gliela conferì, come è detto in un altro passo: «Tu sei sacerdote per sempre, secondo l'ordine di Melchisedec». Nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarlo da morte, e per il suo pieno abbandono a lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. A te il principato nel giorno della tua potenza, tra santi splendori. Dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. La parola di Dio è viva ed efficace, discerne i sentimenti e i pensieri del cuore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo i discepoli di Giovanni e i farisei
stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro: possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto. Sono chiamati a vivere con l'unico battesimo il sacerdozio, siamo popolo sacerdotale. Allora essere sacerdoti significa proprio questo, vivere la nostra vita come un culto a Dio, vissuto appunto nell'abbandono fiducioso al Padre e nel servizio ai fratelli e alle sorelle. Questo significa essere sacerdoti in Cristo. E allora chiediamo in questa giornata in cui preghiamo per l'unità dei cristiani di poter crescere in queste che possiamo dire essere virtù fondamentali, fondanti la vita del cristiano, questo abbandono fiducioso alla volontà del Padre e questo servizio compassionevole, generoso verso i fratelli e le sorelle, perché possiamo sempre di più vivere nella nostra vita la forma di quei figli dell'unico Padre che Gesù Cristo, il Figlio unigenito, è venuto a donarci. Sia lodato Gesù Cristo.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. A lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio si compie l'opera della nostra redenzione. Per Cristo nostro Signore. Preghiamo la preghiera eucaristica, la Chiesa in cammino verso l'unità. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Signore Padre di bontà infinita. Con il Vangelo del tuo Figlio e con la forza del tuo Spirito hai costituito l'unica Chiesa, per mezzo della quale continui a radunare in unità il genere umano, da ogni popolo, lingua e nazione. Così la Chiesa, manifestando l'alleanza del tuo amore, dona al mondo la beata speranza del Regno, e risplende quale segno della tua fedeltà, promessa per tutte le generazioni, in Cristo Gesù Signore nostro. Per questo mistero di salvezza, con tutte le potenze dei cieli, noi, pellegrini sulla terra, ti celebriamo senza fine, e con tutta la Chiesa a una sola voce cantiamo. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, nell'attesa della tua venuta. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta, e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa, è il sacrificio pasquale di Cristo, che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo Spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa, rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, in modo particolare di Gino e di Pietro, che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, e in comunione con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri, San Leopoldo e tutti i santi, per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Abbi pietà di noi, Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa,
ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre, chiamati a conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Cantiamo e proclamiamo un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre, chiamati a formare un solo corpo in un solo spirito, cantiamo e proclamiamo un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre, chiamati alla stessa speranza nel Signore Gesù, cantiamo e proclamiamo un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre. Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito del tuo amore, perché saziati dall'unico pane del cielo, nell'unica fede siamo resi un solo corpo, per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. O Dio Padre Onnipotente, tu hai arricchito San Leopoldo con l'abbondanza della tua grazia. Per la sua intercessione concedi a noi, alle nostre famiglie, ai nostri cari, anziani e ammalati, di vivere nell'abbandono alla tua volontà, nella speranza delle tue promesse, nell'amore della tua presenza. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace, rendiamo grazie a Dio. Vergine Santa. Vergine Santa, Dio t'ha scelto, con un palpito d'amor, per dare a noi il tuo Gesù, piena di grazia noi t'acclamiamo. Ave, Ave, Ave Maria. Per la fede e il tuo amore, o ancella del Signore, portassi al mondo il Redentore, piena di grazia noi ti lodiamo. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria.
Se perdi la carta, con ING la sospendi. E riattivi. E risospendi. E riattivi. ING, per una volta, una banca che ti svolta. Scopri come avere la carta di credito Mastercard Gold a canone zero. Zanatta Vetro vi presenta 2 grandi novità per la casa. Vanità, la lastra di vetro blindato che finalmente sostituisce le orribili grate delle bocche di lupo, rendendo la tua casa unica. E non è finita. Ed ecco una bella novità, Spazio Casa Zanatta. Queste belle vetrinette in vetro colorato e temperato. Uniche per la raccolta differenziata, per l'ordine dei vostri spazi. Create per resistere alle intemperie, durano in eterno. Zanatta Vetro a Montebelluna è il numero 1 nel vetro. Da Weiner Moda gli artigiani del vero Made in Italy di sempre. Tantissime proposte ed occasioni per uomo e donna con sconti fino al su pelliceria. In azienda la moda creata al 100% in Italia. Una mostra senza paragoni con sconti fino al 50%. E ricorda, Weiner Moda ritira il tuo usato anche durante i saldi. Weiner, saldi fino al 50% e ritiro usato. A Saccolongo, Padova e su weinermoda.com. L'impossibile è successo. Abbiamo raccolto un segnale d'emergenza. Il messaggio di pericolo di una navicella scomparsa oltre 2 secoli fa. TV7 Triveneta ti offre una delle serie TV più amate di sempre. Star Trek, la serie originale. Dobbiamo tentare una partenza forzata! Unisciti al capitano Kirk, al signor Spock e all'equipaggio della USS Enterprise in emozionanti avventure attraverso l'ultima frontiera.